Ci sono solo due modi per uscire dal campo di battaglia: o con la testa del nemico in braccio o senza la propria. Buongiorno dallo stadio Ancomazio, un saluto da Simone Belardinelli per la sfida delle sfide, Ostia Mare Vigor per Conti. Si parte! Di Viglio, in aria, il sinistro ancora, ribattuto, una mischia furibonda, però il messo mezzo Marcantonio! Errore clamoroso! Fabrizio, se va bene anche te! Davanti al 9! Bravo Carlo! Oh. Vieni! Pallone messo in mezzo da Rima, un rimbalzo, attenzione, fallo di mano e calcio di rigore! Il signor De Felici indica il dischetto, calcio di rigore per l'Ostia Mare. Parte Ippoliti Cristian! Ippoliti fa subito 1-0 per l'Ostia Mare che va in vantaggio. Parte Ippoliti alto! È pronto Scaccia dal punto di battuta. Parte Scaccia! Riccardo! Scaccia! Ma che gol è? Golasso assoluto di Riccardo Scaccia! Ma che gol è? Pareggio all'Ancomazio. Grande Ricca! Oh! Pronto il calcio d'angolo di Stella, messo in aria Campagna, intervento strepitoso! Ippoliti, pallone in mezzo, non c'è nessuno, Scaccia può fargli partire i suoi, pallone in verticale, c'è Orlandi, sfida uno contro uno Stella, lo salta, Orlandi ancora, va sul sinistro, steso brutalmente, però si continua per il vantaggio, Proia, va in verticale da Muhammad, uno contro uno, va sul destro, serve Pires, Diego! Pires! Ripartenza bruciante e vantaggio della Vigor per Conti. Che ripartenza e che conclusione di Pires. Si riparte. Pedro Semolo riceve, prova a sventagliare verso il centro. D'Agostino fa bene la sponda, Di Viglio va in verticale, cerca Gori, ma viene anticipato. Pallone indietro a Campagna rischia un po' troppo, Gori della soffia! Mamma mia che frittata clamorosa di Campagna! E Gori fa nel modo più clamoroso possibile il 2-2 per l'Ostia Mare. Ma che errore decisivo! Attenzione, Marcantonio, pallone messo in mezzo, Gori liscia D'Agostino! Da due passi spreca l'occasione clamorosa! Muhammad, di testa, fa la sponda per Proia, spalle alla porta, si gira benissimo su Marcantonio, Proia, lancia in verticale Muhammad, c'è in mezzo Orlandi che chiama il pallone, eccolo servito, Orlandi, sul sinistro, Orlandi, ma che partita è, la Vigor torna di nuovo in vantaggio. Calcio d'angolo. Pallone messo in mezzo e Placidi va vicinissimo al gol. Costantini, uno contro tutti, Costantini va sul sinistro, prova il sinistro e Zolfo si rifugia in corner. Denardo ancora, uno contro uno, mette il pallone in mezzo e spaccata Costantini, non trova lo specchio della porta. Scaccia, prova il rilancio, svirgola la prima volta, ma ancora Scaccia, prova a lanciare il lunghissimo dalle parti di Muhammad, però Rossi è in vantaggio, Rossi però sbaglia tutto, Muhammad è solo Muhammad, col sinistro spreca l'occasione per chiudere la gara, ultima occasione del match, ce l'ha l'Ostia Mare da calcio d'angolo, parte Stella sul secondo palo, Di Leo stacca di destra, attraverso la clamorosa, arriva Di Viglio, Flavio! Non ci posso credere! L'Ostia Mare pareggia all'ultimo secondo e 3-3, clamoroso all'Ancomazio, clamoroso.
E per il signor De Felici, basta così! Partita incredibile, finale incredibile e 3-3!